Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendore veneziano. Ragazzi, il Commenda torna a titolare. Porca puttana, il volume è un po' alto. Molto bene. Grazie. Tifo infernale. Aspetta un attimo perché non riesco a trovare l'icona del computer. Non capisco il perché. Volume commento, abbassiamo. Abbassiamo un attimo da qua perché ogni tanto mi sparisce l'icona dell'audio. Non si capisce il perché. Vai. Dai ragazzi, siamo 2-2. Gara 5. Porca puttana, vai. Dai fioi, che siamo tornati titolari allo Staples Center. Bravissimo, ciao. Ragazzi, dobbiamo fare l'impresa, ragazzi, dobbiamo fare l'impresa. No. Calma, come. Calma. Calma, calma, calma. Chris Paul. Attenzione Paul. No, non ci credo. Fallo di che cosa ha fatto ragazzi. Purtroppo in casa i Los Angeles sono duri da battere. Li abbiamo battuti miracolosamente, ma la sconfitta di Utah ha vanificato tutto. Sarà difficile ripetere la prestazione di pochi giorni fa. Grande Cume, però, grande Cume. Occhio. Noi stiamo sul nostro. Oh, ciao ragazzi, Paul, Chris. Scatenato Chris. Griffin le prende tutte, ragazzi. Cioè Griffin prende qualsiasi cosa. Bravo Cubo, ti prego. Ah, va bene, dai. Partita dura, ragazzi, partita dura allo Staples Center. Jamison. Bravissimo Hayward. Il Cume detta i tempi. Attenzione il Cume. E piazza. 2 punti perfetti. Solo rete. Merda, qua colpa mia. Colpa mia. 27 punti e 10 assist e 6 o 7 rimbalzi mi sembra nella serata meravigliosa di Utah. E ancora il Cume, ragazzi. 8 punti su 9 firmati veneziano. Griffin. Blake. Lo strapotere di Griffin è pazzesco. Mamma mia che Blake. Che Los Angeles però. Tipica finta comendiana. Ah, non arrivano i 2 punti, brutta questa. Ecco, bravo Kenter. Relax, relax. Billups. Secondo fallo di veneziano. Ci ribecchiamo nel quarto.
Ragazzi, siamo al quarto e purtroppo 5 falli, 23 punti, 3 assist e 2 rimbalzi, ma 5 falli è un po' esagerato e perdiamo anche. Eravamo in vantaggio di 10, adesso perdiamo 7-8 a 7-3. In vantaggio di 10 buttato via, pazzesco. Sono stato anche attento, non posso permettermi falli, è veramente dura, è un momento difficile, ero più 10 al terzo quarto. Panico Kumendiano, bravo. No, cosa ha preso Griffin? Adesso è dura purtroppo. Sì, ciao, Super Griffin, Super Griffin. Più 7 Clippers, male, male, male. Adesso è veramente dura. Fallo, porco, mamma mia che fallo di Paul. Dai Kuma, cerchiamo di... Guarda che roba, ero più 10 ragazzi. Se perdiamo questa i Clippers hanno il primo match point, aiuta, quindi pressione incredibile. Sarebbe bello arrivare a gara qua, a gara 7, vediamo. Bravo Kuma, terza stoppata. Stoppo tanto per non essere altissimo rispetto chiaramente ai giganti di 2 metri. Non metterla, ti prego. Aia. Vabbè. Adesso va tutto allora, allora va tutto adesso. Da solo. Brutto errore. Brutto errore questo. Mamma mia cosa ho rischiato. Siamo calati ragazzi, purtroppo siamo calati. Fino al terzo quarto bene, poi gli ultimi minuti del terzo è finito tutto. Il sogno è finito, più 10 cazzo. Più 10 per Veneziano, ma porca. Vabbè, non speriamo però, nell'NBA tutto può succedere. Non siamo così lontani. No, se va questa però, mamma mia. Dai. Come da solo rete. Bravo, come 27 punti comunque ragazzi, mamma mia, sto facendo dei playoff sublimi, Medie spaventose per il Kuma, secondo miglior realizzatore solo Durant, primo, brutto. Madonna che stoppate, poi la riprende. Che sfiga però. Bravo Kuma, perfetto. Dai cazzo, siamo a meno 5, siamo in corsa. Comunque i Clippers pensavano di trovare una squadra arrendevole, invece dai, no, sto errore non me lo puoi fare, però un centro non me la può sbagliare così. No, questo è un errore pesantissimo. Questo è pesantissimo. Sbaglio anch'io, è finita. È finita. Che errore. Grande stoppata la quarta, madonna che cume. Quarta stoppata ragazzi, madonna. Però meno male che non hanno fatto punti, però se devo segnarle, se no. Va pure a casa mia. Da casa mia, triplone.
Dai fiori, 3 punti pesanti questi, Aia. Fatalità anche lui la 3. Ecco, questo per me è programmato. Fatalità subito anche lui da 3. Va bene. Ti prego mettila. Vabbè, fallo. Sì, però fatalità anche lui la tripla. Va a cagare. Che partita, ragazzi, combattutissimo. No. Mamma mia, Griffin scatenato comunque. No, subito che... Bravissimo. 8-7-9-1. Mamma mia che sfida. Mamma mia. Relax, relax. Perché se vinciamo noi abbiamo noi il match point in casa. Vabbè, sarebbe troppo bello per essere vero. No, che culo. Sì, però non può prendere tutti i rimbalzi, dai. Ti prego, sbagliala. Va a cagare. Male, 2 su 2, che palle. Phillips passes to Hayward. 6 on the shot clock. The Jazz need to get off a shot here. Tiro forzato. Clippers leading by 6. Griffin sets the screen for Paul. No! Mi sono fatto prendere dalla foga. Tocca alla squadra adesso. Perso 102-94, ragazzi. Si va a Utah sul 3-2 per i Clippers. Se i Clippers vincono portano a casa la serie. Match point per i Los Angeles. Raga, sotto il commento. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.